Ben trovati avventurosi! Finalmente prima escursione di primavera di questo 2021. Sono quasi 2 mesi. Sono quasi 2 mesi che non faccio un'uscita in montagna e stavo veramente sentendo l'astinenza. Non mi ricordavo neanche come funzionasse la GoPro. E non potevo aspettarmi giornata migliore per questo rientro nell'attività montana, che il sole splende alto e forte, le temperature sono perfette, non fa né caldo né freddo, anzi quel simpatico frescore sulla pelle che col camminare diventa quasi confortante, no? Che non ci fa sentire la stanchezza. E quindi oggi ricominciamo queste attività. Siamo sopra le valli del Natisone e verso il monte Mataiur, il monte che sovrasta Cividale del Friuli, dove poi sulla cima dovrebbe esserci una chiesa, la chiesa di San Lorenzo, tra l'altro il santo patrono del mio paese, quindi magari anche una certa affinità. E niente, sono veramente contento di ricominciare, soprattutto con questo splendido panorama intorno. Guardate laggiù ancora tantissime cime. Credo che quelle siano le Alpi Giulie, perché qui adesso il monte Mataiur fa parte del gruppo delle Prealpi Giulie e laggiù quelle cime innevate dovrebbero essere le Alpi Giulie. Bellissimo, andiamo avanti. Eccoci qui dopo i primi chilometri e ho trovato queste costruzioni che a prima vista mi sembravano abbandonate, che non so, forse in passato era un vecchio alpeggio, veniva utilizzato per l'alpeggio, e invece poi facendo il giro di qua ho visto che insomma le finestre non sono vecchissime, non sono rotte e soprattutto c'è una porta abbastanza curata, chiusa, con del legname ben sistemato all'esterno, quindi credo che qualcuno ci viva, o non so se tutto l'anno o quantomeno stagionalmente, se appunto per l'alpeggio. Comunque, tornando all'escursione, abbiamo fatto i primi chilometri, salita abbastanza moderata, niente di impegnativo, che poi tra l'altro, anche se è tanto che non faccio un'escursione, nell'ultimo periodo mi sono tenuto comunque allenato tra gli esercizi e la bicicletta. Le gambe non sono poi così impreparate e oggi, diciamo, per testare non ho voluto esagerare e questa escursione mi sembra che in totale sia 13 o 14 km con 900 metri di dislivello, quindi niente di impegnativo, e sarà il test poi anche per vedere se l'allenamento con la bicicletta mi è servito, mi ha tenuto allenate le gambe per le escursioni, così poi dalle prossime magari facciamo qualcosa di più impegnativo. L'ultima boccata d'aria e riprendiamo. Ecco, da qui si vede bene la cima del Mataiur, manca veramente poco. Tra l'altro sull'ultimo tratto di salita
poco sotto la vetta si vedono delle linguette, delle macchioline di neve ancora, sì, macchiolone perché sono abbastanza distese, non tantissima. E infatti uno dei motivi per il quale ho scelto il Madagliur oggi è che volevo anche rimanere basso, relativamente basso di quota. Qui è poco più di 1600 metri il Madagliur, perché questo è il periodo che se saliamo troppo di quota non sappiamo se trovare neve, ghiaccio, peggio, e quindi sarebbe opportuno andarci con attrezzatura e esperienza, capacità di alpinismo, cosa che io invece non ho nessuna esperienza di tipo alpinistica, quindi ho voluto proprio evitare di imbattermi in situazioni con neve o ghiaccio. Però da qui in ogni caso ci godiamo questo bel panorama. Tra l'altro sono piacevolmente colpito dal fatto che, nonostante sia un itinerario abbastanza facile e inoltre, vorrei anche sottolineare, molto ben segnalato con segnaletica nuova, quindi credo abbiano fatto manutenzione recentemente, e nonostante tutto questo ho incontrato solamente 2 persone quando mi aspettavo di trovare moltissime più persone su un itinerario del genere, quelli che ci divertiamo a chiamare i merenderos. E a sto punto spieghiamo chi sono i merenderos, perché magari non tutti ne hanno sentito parlare. I merenderos sono gli escursionisti dell'ultimo minuto, nel senso, io sono dell'idea che la montagna, l'ambiente naturale deve essere aperto a tutti devono avere la possibilità di conoscere tutta la natura che ci circonda, soprattutto perché in Italia siamo così tanto ricchi di biodiversità che delle volte, quando sento qualcuno che mi dice che non è mai andato in montagna, in un bosco o comunque in un ambiente naturale, mi viene quasi il magone allo stomaco per il dispiacere che mi rendo conto di tutto quello che si sta perdendo quella persona. Comunque, i merenderos sono gli escursionisti dell'ultimo minuto che hanno tutto il diritto di venire in montagna come tutti gli altri, come i più esperti o mediamente esperti, insomma quelli che però non si sanno comportare in montagna, perché è giusto che tutti abbiano accesso, che frequentino questi posti, ma vanno frequentati anche con una certa consapevolezza. Bisogna conoscere l'ambiente, saperlo rispettare, che tante volte si incrociano queste persone che strillano, che lasciano magari i resti, gli scarti del loro pranzo, dei loro snack, dei picnic in giro per le montagne, per i boschi, e questo è un comportamento un po' spiacevole, per non parlare di quelli che si improvvisano ad affrontare itinerari con una certa difficoltà tecnica su roccia, con delle calzature poco idonee, magari come scarpe da ginnastica, trainer, insomma classiche sneaker. Questo non solo può portare a spiacevoli eventi che coinvolgono loro, ma poi potrebbero anche coinvolgere tutte le persone che stanno intorno e i soccorsi che magari
potrebbero essere impiegati per altre cose più importanti. Quindi io spero anche che uno degli obiettivi infatti dei miei video è anche quello di portare una certa educazione, possiamo dire. Questa è una cosa del genere già l'avevo detta in qualche video fa. Che è un falchetto, guardate che bello, gli sta passando sopra. Aveva anche una preda in bocca, non so quanto si sia visto. Va bene, comunque di tutto questo pippone la cosa più bella è stato il falco. Avanti. E comunque sappiate che insieme a Pierre di Montagna con Pierre, con Matteo Peroni, Filippo di Tote Summit e Stefano Marchi stiamo mettendo su una sorta di squadriglia per fare fuori i merenderos, quindi fate veramente attenzione, vi lanciamo tipo le bacchette a mo' di giavellotto. Tra l'altro un saluto a tutto il gruppo, grandi. Ed eccoci finalmente sulla vetta del Mataiur. Vedete dietro di me la chiesa del Cristo Redentore, che tra l'altro devo anche correggere l'errore. All'inizio ho detto che in cima si trovava la chiesa di San Lorenzo, mentre invece la chiesa di San Lorenzo dovrebbe essere una delle prime che ho incontrato più in basso. Questa è la chiesa del Cristo Redentore, che si trova esattamente sulla cima del Mataiur.
e vorrei giusto spendere due parole su questo monte che rappresenta un po' il confine tra Italia e Slovenia, tant'è che infatti Rommel lo utilizzò come tunnel d'ingresso in Italia, diretto poi a Caporetto, dove ci fu la famosa rottura del fronte, ecco, dove poi Rommel proseguì e venne successivamente fermato sul Piave. Quindi non solo natura ma anche storia sul monte Mataiur, bellissimo perché da qui si vede tutta la pianura friulana, le valli del Natisone, giù in fondo si vede addirittura il mare e probabilmente non credo che con la cam ci si riesca a vedere fino in fondo, però da qui si vede abbastanza bene tutta la costa, mentre invece da qui sul versante opposto ci sono tutti i monti. E laggiù insomma prima ho visto con Pickfinder dovrebbero essere tutte le Alpi Giulie dalla parte slovena perché hanno dei nomi impronunciabili tipo Pdor, Khmer e insomma avete capito la citazione. E ora ci mangiamo qualcosa, tra l'altro seguirò i consigli culinari di Federico lasciati in una delle precedenti escursioni e vediamo che cosa viene fuori. Eccoci sulla strada del ritorno, dove in realtà già sono sceso abbastanza, perché quando ho iniziato la discesa mi sono reso conto di avere la GoPro con la batteria scarica, quindi non mi andava di cambiarla subito togliendomi lo zaino e insomma mi dovevo rifermare e ho preferito aspettare, scendere un po', aspettare che facesse più caldo,
così con l'occasione di fermarmi per togliermi il pile ho anche cambiato la batteria della GoPro. Tra l'altro volevo anche raccontarvi questo consiglio culinario di Federico, che è stato un vero successo squisito, perché l'altra volta su uno dei video precedenti su Wild Track mi sono mangiato questi fagioli alla romana, questi fagioli sconditi, e subito Federico mi ha commentato sotto giustamente di guarda, prova a farli facendo soffriggere un po' di cipolla e poi aggiungendoci lo speck, così ho seguito il suo consiglio ed è venuta una cosa veramente squisita. Tra l'altro poi lo speck me l'ha portato un amico dal Trentino ed è veramente tanto buono, quindi grande Fede, ottimo consiglio. Svelato l'arcano della salita in solitaria di questa mattina, ora che ci penso, perché una volta arrivato in cima effettivamente, non so se dai video che ho fatto ho ripreso qualcuno, ma c'era un bel po' di gente. Dico caspita, o sono partiti tutti insieme stamattina, anche perché gente di tutti i tipi, e praticamente sull'altro versante, sulla via del ritorno, dopo mezz'ora dalla discesa c'è un rifugio che a quanto pare è molto frequentato e conosciuto, il rifugio Pelizzo, che le persone raggiungono la vetta del Matagliur da lì, penso ci voglia salire da lì 45 minuti, non più di un'ora comunque. Quindi ecco, potrei dire una fortuna il fatto che ci sia quel punto di appoggio che permette un po' di smistare e di fare una sorta di selezione, no? Nel senso, chi magari vuole fare una cosa più tranquilla parte da lì e si fa la scampagnata del weekend, chi invece più amante di un'escursione vera e propria con l'intento di raggiungere la vetta attraverso uno sforzo, no? Perché alla fine devi sentire che te la sei conquistata, e allora parti più a valle. Pochi metri abbiamo raggiunto la macchina, così chiudiamo questa escursione primaverile del 2021, così anche per augurarmi il bentornato dopo questo tempo, tutto questo tempo senza camminare tra le rocce, tra i boschi e senza fare video poi. Infatti adesso dovrò anche cercare di ricordarmi come si montano. Comunque dai, contentissimo per la splendida giornata. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentatemi se vi è piaciuta l'escursione, se già ci siete stati, se avete intenzione di venirci, se conoscete qualcosa qui vicino, perché insomma anch'io sono alla scoperta di questi luoghi che sono tutti nuovi per me. Dai, chiudiamo qui. Buone avventure a tutti.